L'arte e l'abilità dei coltellinai sardi è un fatto noto in tutto il mondo. Da millenni il popolo sardo produce lame di qualità eccellente, accompagnate da decorazioni artistiche di incredibile bellezza e valore artigiano. Ne esistono vari tipi, le più celebri sono la pattadese di Pattada, l'arburesa di Arbus, la guspinesa di Guspini. Altri centri di eccellenza sono Tempio Pausania, Dorgali, Alghero, Santo Lussurgio e Semini. Ci sono poi due macro categorie, la leppa e la resolza. Quest'ultima si differenzia per essere a serramanico, mentre la leppa ha il manico fisso, almeno nella tradizione. L'abitudine diffusa e assai gradita in Sardegna, soprattutto tra gli uomini, di ricevere in regalo uno di questi magnifici coltelli che gli artigiani realizzano in manico d'osso e lama in acciaio. Non è un regalo come gli altri, ha un significato molto profondo. Oltre ad essere un gesto di grande amicizia, rispetto e riconoscimento del valore altrui, soprattutto se il coltello è di grande pregio, è un auspicio di un felice futuro. Serve a tagliare tutti i rami secchi del passato e concentrarsi sul futuro. Prima di farvene regalare uno da un vostro amico o da un parente, però, è bene sapere una piccola cosa. Tecnicamente il coltello non si regala. Chi lo riceve è obbligato, secondo la tradizione, a regalare una moneta di pochissimo valore alla persona da cui lo riceve. In questo modo il coltello non servirà mai a separare l'amicizia.